Mi fa molto piacere portare il saluto del CDE, di tutto l'Ateneo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche a questa iniziativa che si inserisce in un evento con più tappe che il Centro di Documentazione Europea dell'Università di Udine, assieme a tanti altri centri di documentazione europea in Italia, stanno organizzando tra maggio e giugno di quest'anno, con il titolo "Il futuro è nelle tue mani". Di cosa si tratta? Si tratta della conferenza sul futuro dell'Europa, un'iniziativa di cui forse alcuni hanno sentito parlare, altri no, che è stata avviata il 9 maggio scorso e che durerà almeno un anno, fino alla primavera del 1922. Qualcosa che era qualcosa che doveva partire già prima e poi a causa della pandemia è slittato di circa un anno. Di cosa si tratta? Si tratta di un esercizio di partecipazione democratica o di democrazia partecipativa per riflettere su cosa l'Europa, l'Unione Europea potrebbe e dovrebbe fare di più e di meglio per i cittadini europei e di quali strumenti l'Unione dovrebbe disporre per poter fare tutto questo. Normalmente queste tematiche sono confinate a livello di conferenze diplomatiche, di organizzazioni specifiche. La conferenza sul futuro dell'Europa vuole aprire ai cittadini europei la possibilità di far sentire appunto la propria voce su questi temi. Di conseguenza, anche utilizzando chiaramente i nuovi strumenti di comunicazione che abbiamo tutti avuto occasione di conoscere e di utilizzare meglio e di più durante la pandemia, si tratta di prospettare alla società civile europea, ma anche ai suoi decisori politici, quello che noi come cittadini vogliamo che l'Europa faccia, ripeto, meglio, di diverso, di più, per noi, per la società europea nel suo complesso. Di conseguenza un esercizio, ripeto, di democrazia partecipativa che implicherà, si dovrà anche tradurre in una serie di scelte politiche e istituzionali in riferimento appunto alle competenze dell'Unione. Pensiamo soltanto a quello che l'Unione sta facendo in termini di politica sanitaria, proprio in riferimento alla pandemia, oppure al Recovery Fund, la Next Generation EU, come strumento per uscire dal punto di vista economico dalle conseguenze negative della pandemia, e quelle che dovranno essere le trasformazioni istituzionali che l'Europa di cui l'Europa dovrà dotarsi per far fronte a queste nuove politiche. Ecco, il CDE di Udine è all'interno appunto di questa rete dei centri di documentazione europea italiani, ha avviato questa iniziativa che poi verrà ulteriormente precisata, che si articola in trasmissioni radiofoniche e appunto in webinar come questi e come quello di oggi. E il primo webinar abbiamo proprio voluto dedicare ai giovani, alle scuole, in particolare con il rapporto con alcuni istituti secondari superiori della nostra regione. Di conseguenza io ringrazio le scuole che hanno aderito, ringrazio i docenti che hanno dato la loro disponibilità, il professor Angelo Floramo e la professoressa Claudia Marisano. Ringrazio il collega Francesco Deana, che sarà il
l'animatore di questo webinar, oltre che Daniela Catalini e Marco Stolfo che l'hanno organizzato. Non so se in linea c'è anche il dirigente dell'ISIS Magrini Marchetti. Nel caso lo saluto e lo ringrazio per il suo apporto. Purtroppo non potrò rimanere a lungo con voi perché sto facendo esami e devo tornare a svolgere la mia funzione, ma vi lascio in buone, anzi direi in ottime mani. Grazie. Buon dia a tutti e a tutti, le pozdrav vsem, guten tag, buongiorno, un caloroso saluto rispettoso, inclusivo, europeo e quindi anche friulano da parte mia. Ringrazio il professor Claudio Cressati, responsabile scientifico del Centro di Documentazione Europea, del Centro di Documentazione Europea Guido Commessati, per aver aperto questo nostro incontro, per averci dato un po' le coordinate, chiamiamole così, concettuali entro le quali ci muoviamo, che cos'è la conferenza sul futuro per l'Europa, che cos'è l'incontro di oggi, che fa parte di un progetto realizzato dal Centro di Documentazione Europea Guido Commessati dell'Università di Udine con la collaborazione della cooperativa Informazione Friulana e con il sostegno della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il nostro progetto intende proprio promuovere da una parte la conoscenza e dall'altra la partecipazione proprio nei confronti della conferenza sul futuro dell'Europa. Il progetto è strutturato in 5 trasmissioni radiofoniche su Radio Onde Furlane, il primo appuntamento in diretta alle 8:30, poi ci sono le repliche appunto alle 8:30 lunedì, le repliche il martedì alle ore 13:30 e il mercoledì successivo alle ore 17:30. La trasmissione si chiama Europa in Divigni, Europa in divenire, l'Europa che sarà, ed ha una funzione un po' di accompagnamento dei 3 incontri. Il primo è quello di oggi, in cui invece proviamo a ragionare in maniera più approfondita proprio sull'Europa che c'è e soprattutto l'Europa di cui abbiamo bisogno, raccogliendo così in qualche maniera la sollecitazione che giunge proprio da chi le istituzioni dell'Unione Europea ha promosso e proposto questa conferenza sul futuro dell'Europa. Il programma dell'incontro di oggi è in particolare dedicato a dare voce ai futuri cittadini dell'Unione Europea affinché esprimano le proprie idee, le proprie sensazioni, le proprie suggestioni sul presente e sul futuro dell'Europa, e quindi siamo contenti di trovarci oggi insieme a due classi, due classi terze, Geometri e CAT dell'ISIS Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, e insieme anche a ragazzi della classe terza linguistico ESABAC del liceo Percoto di Udine, che in virtù della loro attività pregressa, con in particolare i professori Angelo Floramo da una parte e Claudia Malizano dall'altra, hanno già nel corso dell'anno scolastico ragionato in merito all'Unione Europea, alla cittadinanza europea, al nostro essere in Europa, e negli ultimi giorni in particolare hanno provato a porsi qualche domanda proprio su quelli che sono i temi della conferenza sul futuro dell'Europa. Noi raccoglieremo queste loro suggestioni, le discuteremo insieme, raccogliendo anche pareri e osservazioni da parte di chi ci sta seguendo online, e soprattutto approfondendo, sviluppando le suggestioni che arrivano dai ragazzi con Francesco De Anna, che come docente di diritto dell'Unione Europea ci aiuterà a strutturare queste riflessioni. Mi pare che
pian pianino stiamo riuscendo più o meno a collegarci tutti. Nel frattempo che chi non è ancora riuscito possa farlo, io cederei la parola, se è d'accordo, nella sua duplice veste di regista e di correlatrice, a Daniela Catalini, documentalista del Centro di Documentazione Europea Guido Comessati dell'Università di Udine, alla quale chiederei di illustrare brevemente come funziona, come è fatta la piattaforma web della conferenza sul futuro dell'Europa. A Daniela la parola. Buongiorno a tutti, benvenuti. Eccomi qua, siamo pian piano, si stanno collegando i ragazzi delle scuole. Scusate un attimo il ritardo. Di cosa parleremo quindi? Io volevo farvi ovviamente vedere un attimo il sito della piattaforma della conferenza del futuro dell'Europa, che è proprio accessibile a tutti. Il sito, la piattaforma è proprio quello che dà il cuore di questo, della conferenza del futuro dell'Europa, e che porterà proprio a dar voce a tutti i cittadini che vogliono partecipare. Quindi un attimo collego lo schermo, vi faccio vedere, un attimino condivido. Vedete che l'indirizzo è futureu.europa.eu, poi all'atto che vi collegate sarà possibile scegliere una delle lingue dell'Unione Europea, quindi le 24 lingue, nel nostro caso italiano. Il sito è quindi dà voce ai cittadini per una partecipazione proprio attiva del cittadino. Nella piattaforma è multilingue, inclusiva, trasparente, ed è possibile proprio condividere le proprie idee. Ognuno può collegarsi e sia partecipare alle idee degli altri e colloquiare con tutta Europa, con tutte le persone che postano le idee, oppure anche organizzare eventi. Avete nella prima pagina principale, potete proprio vedere che è possibile partecipare a un evento, condividere le idee o organizzare un evento. Quindi ognuno ha questo potere, siamo cittadini europei pieni con la possibilità di partecipare attivamente. Abbiamo qui, possiamo cliccare e ci sono delle indicazioni in generale sulla conferenza. Infatti tutte le istruzioni precise e molto, diciamo, semplici, abbastanza da attuare. Indico solo le norme di partecipazione. Al di là della partecipazione abbiamo comunque una carta dei principi che bisogna condividere prima di postare delle idee o degli eventi. Semplicemente, ovviamente, la carta pone il rispetto ai valori europei e il rispetto alle idee degli altri, diciamo, in generale. Quindi è necessario, prima di inviare idee o partecipare attivamente, attivare, quindi dare il consenso alla carta. Quindi potete poi tornare a proposito della conferenza. Abbiamo gli argomenti proposti, vedete che è diviso nei vari argomenti proposti proprio dalla von der Leyen, quindi dal cambiamento climatico, salute, UE nel mondo. Vedete che ci sono veramente molti argomenti, e in più anche una possibilità più generale di altre idee, qualcosa che va al di là degli argomenti proposti. Possiamo sia seguire gli argomenti in generale, oppure se ci colleghiamo a uno degli argomenti, esempio valori, potete vedere i contenuti dell'argomento, quindi di cosa si tratta, partecipare, condividere le idee, e poi vedete ci sono gli eventi prossimi e le idee che sono postate dalle persone. Come vedete sono in tutte le lingue della Comunità Europea. In alto troverete la possibilità, visualizza il testo tradotto automaticamente, quindi questa proprio opzione, strumento, dà la possibilità subito di visualizzare tutte le idee, tutte le proposte. Vedete che velocissimamente, con una ottima traduzione, possiamo verificare cosa ha postato per questo cittadino, seguire, sottoscrivere e anche commentare, quindi iniziare proprio una vera conversazione e condividere e cercare di discutere anche le idee degli altri o postare le proprie. Vediamo un attimo, esempio, io ho postato ovviamente contenuti, idee, eventi. Gli eventi possiamo verificare, ad esempio l'evento stesso di oggi, inserendo, vedete, c'è la mappa, oppure posso semplicemente, indicando Udine,
verifichiamo, eccolo qua il nostro evento, il futuro nelle tue mani, fai sentire la tua voce e possiamo ovviamente cliccando, ecco qui, quindi io semplicemente ovviamente per postare idee o includere eventi è necessario autenticarsi e quindi creare un account, ma anche lì molto semplicemente, ma anche i giovani sono in un attimo creano l'account indicando ovviamente un indirizzo di posta elettronica e poi esempio organizzare un evento e poi è possibile commentare e una cosa molto importante all'atto che abbiamo ho postato questo evento, dopo inserirò a fine dell'evento tutte le idee e tutti i commenti, proprio le idee che dopo possono essere commentati e condivisi. Quindi possiamo vedere come da un evento, da un'idea, se ne aprono molte altre, quindi come una possibilità di aprire qualsiasi idea a molte altre. Allora torniamo, quindi vedete gli eventi, gli argomenti e tutte le idee. È abbastanza semplice e intuitivo, quindi spero che anche i ragazzi possano tranquillamente usarlo e anche leggere cosa propongono gli altri. Ho letto cose molto interessanti, quindi mi sembra uno strumento ottimo per proprio partire e cercare di dare voce a noi cittadini. Torno tra voi. Ecco qui. E quindi io concludo con la mia, spero di aver illustrato brevemente la piattaforma e passo adesso, ritorno la parola a Marco e vi saluto e ci vedremo poi, vedrete poi man mano, seguirete, vi consiglio di seguire proprio sulla piattaforma tutti i commenti che inserirò e proprio un saluto e un ringraziamento. Bene, grazie Daniela, io penso che la tua spiegazione sia stata molto utile, molto puntuale ed efficace, credo di non sbagliare a questo riguardo. Io chiederei a Francesco De Anna intanto di darci un suo parere come giurista in merito all'iniziativa della conferenza sul futuro dell'Europa. Che cosa possiamo aspettarci da un'iniziativa del genere? Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Un ringraziamento da parte mia per avermi coinvolto in questa iniziativa che mi ha consentito di prendere visione di alcune proposte davvero interessanti da parte degli studenti che poi avranno modo di illustrarle in prima persona e sarà un piacere discutere con loro di queste idee che direi che si inseriscono perfettamente nella logica dell'iniziativa. L'aspettativa di tutti noi addetti ai lavori e non è quello di rimettere il cittadino al centro delle dinamiche decisionali dell'Unione Europea. Per decenni l'Unione Europea, prima le comunità ancora, sono state criticate per non essere sufficientemente democratiche, per essere produttori di norme, di obblighi che venivano calati dall'alto sulle teste dei cittadini. Si è fatto tanto negli anni per cambiare questa percezione, ma anche per cambiare dal punto di vista sostanziale la struttura delle istituzioni europee. Si è dato più potere al Parlamento, si sono introdotti meccanismi come l'iniziativa legislativa dei cittadini. Insomma, l'Unione Europea ha un po' fatto il suo per avvicinarsi ai popoli degli Stati membri. E adesso, nel momento forse di maggiore e più prolungata crisi economica e non che l'Unione Europea ha attraversato nei suoi 70 anni di storia, il fatto di intavolare un dialogo diretto, che più diretto non si può, proprio con gli amministrati, no? Tra amministratori e amministrati, è un tentativo, non vorrei dire estremo e disperato, ma diciamo un tentativo molto importante da apprezzare di costruire un dualismo non tra antagonisti, ma un dualismo tra partner, tra diciamo così, collaboratori, che faccia sì che i cittadini possano diventare per un momento i policy makers, i decisori, mettendo al servizio delle istituzioni dell'Unione Europea idee, conoscenze, competenze
in un grande forum di idee e di opinioni che dovrebbe spronare le istituzioni dell'Unione Europea a seguire maggiormente i bisogni che si palesano nei cittadini, anziché cercare di immaginarli e poi di governarli. Ecco, quindi l'aspettativa è questa, no? Di sostituire l'approccio top-down, dall'alto verso il basso, quindi i decisori che calano sugli amministrati le loro scelte, con un approccio bottom-up, quindi sono gli amministrati che indicano la via ai governanti dell'Unione Europea senza pretendere di sostituirsi ad essi, perché ognuno fa il proprio lavoro, no? Quindi è giusto che i governanti si assumano la responsabilità delle scelte, ma è anche doveroso che seguano le indicazioni e le direttive che provengono dai cittadini. Benissimo, grazie a Francesco De Anna. Chiederei a chi è invece già collegato se ha qualche osservazione da fare. Ricordo che potete sicuramente farlo in forma scritta usando la chat domande e risposte, a meno che siate del gruppo che ha anche accesso diretto alla tavola rotonda che abbiamo avviato. Non ho segnali da Gemona. Chiederei a questo punto alla professoressa Claudia Malisano un'osservazione anche dal punto di vista suo, come insegnante e come cittadina. Che aspettative ha in merito alla conferenza sul futuro per l'Europa? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei dire che i ragazzi stanno seguendo sempre di più queste tematiche, molto più che in passato. Sono stati sollecitati dai docenti, ma anche a volte dalle famiglie a farlo, e devo dire che stanno rispondendo molto bene, sono interessati a queste tematiche e soprattutto hanno spesso voglia di parlare, spesso voglia di dire quello che secondo loro innanzitutto non funziona, ma anche aggiungendo poi che cosa si potrebbe fare. Hanno delle speranze, hanno delle aspettative e hanno anche spesso delle ingenuità rispetto a quello che l'Europa potrebbe fare. Cioè sono convinti che l'Europa potrebbe fare molte cose e quindi propongono azioni che poi nel concreto probabilmente non sono in questa fase realizzabili. Per una questione di competenza, però le idee ci sono e anche l'entusiasmo e l'interesse soprattutto per il tema vedo che sta aumentando ed è legato, almeno per i ragazzi che io seguo, anche ai viaggi che organizziamo, ai progetti che organizziamo con altri paesi europei. È molto importante questo aspetto perché quando si va in Germania, in Francia, in Austria e ad esempio in Repubblica Ceca si tocca con mano che l'Europa esiste, che ci sono altri ragazzi esattamente come loro che hanno esattamente gli stessi problemi e le stesse aspirazioni. E quindi gli scambi, ad esempio, sono un'occasione bellissima per vivere l'Europa, per conoscere culture, conoscere opinioni, punti di vista e anche somiglianze, cioè differenze ma anche somiglianze. E quindi iniziano a credere che si possa costruire qualcosa insieme. Quindi li trovo molto motivati e rispetto ai problemi, alle problematiche, ma anche al futuro, cioè a quello che si potrà realizzare. E, ad esempio, un piccolo esempio concreto, sono andata oggi in un'altra classe, non in quella che sta partecipando, e ho chiesto se volevano partecipare a questa conferenza, se avevano modo, occasione per farlo e interesse, e devo dire che tutti nell'insieme hanno espresso questo desiderio di partecipare perché sono interessati. Poi concretamente ne ho fatti venire alcuni qui con me, però è interessante il fatto che siano motivati a farlo. Per me è un ottimo segnale, insomma. E quindi benvengano iniziative come questa e l'occasione di farli parlare direttamente, di farli discutere, di farli dibattere.
Grazie professoressa Claudia Malisano. Io a questo punto rimando di nuovo il messaggio. Se al Percoto abbiamo qualcuno che vuole già dirci qualcosa sul tema di oggi, l'Europa dei giovani, come i giovani vedono l'Europa e soprattutto come la vorrebbero, ecco, direi che non cominciamo da Gemona, cominciamo da Udine, ma va bene lo stesso, insomma. Prego. Allora, noi siamo Mariam e Giada dalla quarta L del Percoto e stavamo parlando fra di noi e abbiamo pensato ad alcune problematiche e ad alcune soluzioni da proporre. E la prima tematica, secondo noi, è la sostenibilità ecologica. Infatti abbiamo molti problemi da questo punto di vista, per esempio nel 2020 1,5 miliardi di mascherine sono finite nel mare e poi abbiamo anche il problema delle microplastiche che per esempio ingeriamo, respiriamo e beviamo quotidianamente e da alcuni medici sono state trovate nella placenta di una donna incinta. E per questo motivo abbiamo bisogno di leggi per proteggere l'ambiente e le persone, perché questo è un problema a livello globale, ma anche l'Unione Europea può fare molto con l'aiuto delle potenze come le Nazioni Unite. E abbiamo pensato ad alcune soluzioni pratiche. Nel nostro piccolo, giustamente, non possiamo fare tantissimo, però se ci mettiamo assieme possiamo fare grandi cose. Un esempio di soluzione è, per esempio, il divieto di vendita di lavatrici senza il filtro adatto, oppure dei posaceneri in giro per la città o delle semplici organizzazioni dedicate alla raccolta di rifiuti che possono essere gestite da volontari oppure dagli studenti attraverso PCTO. E inoltre, secondo noi, bisognerebbe incentivare la vendita di auto elettriche e renderle meno costose e di conseguenza più accessibili. Sì. In più abbiamo riscontrato anche questa specie di mancanza di umanità. Con mancanza di umanità intendiamo dire che tante volte c'è molta più burocrazia, molta più politica e l'umanità viene messa, cioè la parte umana viene messa in secondo piano, quando in realtà dovrebbe essere la prima cosa che è da prendere in considerazione, perché il diritto alla vita è il diritto, basta, è il primo diritto e ognuno ha appunto questo diritto. E in più abbiamo pensato alla questione dell'immigrazione. Il Mediterraneo è praticamente diventato un cimitero e abbiamo bisogno che tutta l'Europa aiuti questi immigrati, perché tante volte questi immigrati trovano come prima terra che li può accogliere l'Italia, ma abbiamo bisogno anche noi stessi aiuto dalle nazioni che magari sono più potenti economicamente, possiamo dire, sì. E in più abbiamo anche trovato, diciamo, c'è necessità di una legge che tuteli tutte le persone senza alcuna discriminazione. Pensiamo ai matrimoni per due persone dello stesso genere o di generi diversi o di generi anche non specificati. Vogliamo che due persone riescano a avere il proprio matrimonio. Vogliamo anche che queste due persone che vogliono sposarsi possano avere un bambino tramite anche delle adozioni e vogliamo che il governo non ne parli tanto, vogliamo che il governo agisca su queste cose, perché non c'è niente da discutere, secondo noi. C'è il bisogno di farlo, quindi quando c'è il bisogno bisogna agire. In più vogliamo anche più sicurezza e più libertà. Per esempio, io magari con la mia ragazza voglio tenere la sua mano in giro senza avere paura che qualcuno mi possa venire a tirare un pugno in faccia. Voglio essere tutelata, voglio che un giorno, se mi accade questa cosa, io possa andare a denunciare alla polizia. Voglio
poterlo fare, voglio potermi sentire libera di fare quello che è naturale per me. In più, il peggior peccato contro i nostri simili non è l'odio, ma l'indifferenza, e questa è l'essenza della mancanza di umanità. E questa è una frase che abbiamo trovato di George Bernard Shaw, e niente, chiudeva bene questo discorso. In più, abbiamo anche riscontrato questa necessità di più leggi comuni, non solo economiche, per la salvaguardia dell'individuo a livello europeo, cioè sono leggi che dovrebbero entrare in vigore su tutta l'Europa. In più abbiamo anche visto che ci sono tanti paesi che hanno molte difficoltà sia a livello economico sia a livello umanitario, cioè per esempio se pensiamo ai Balcani, ci sembra, e alla Svezia per esempio, ci sembrano due mondi completamente diversi. Vogliamo che il progresso ci sia in Svezia, sia nei paesi balcani, sia in tutto il resto dell'Europa. In più tante persone hanno, cioè soprattutto i giovani penso, hanno dubbi su cosa può essere, cos'è davvero l'Europa. Quindi c'è anche bisogno di una propaganda europeista fatta anche nelle scuole, magari anche, non so, durante educazione civica si può parlare appunto, cioè durante la nuova ora, almeno in Italia, di educazione civica si può parlare tanto della forza che tutti i paesi uniti hanno. Ci devono essere anche più rapporti e più trasporti, scusate, ho detto male, facilitati tra i paesi dell'Unione Europea e anche più veloci, e più possibilità per i giovani, perché tante volte sono gli adulti che prendono iniziative, ma le idee ce le abbiamo anche noi, e grazie per averci invitato oggi, perché è davvero bello poter parlare per cercare di migliorare, non so, il nostro continente in qualche modo. E in più finiamo con praticamente quello per cui siamo più conosciuti noi ragazzi, come abbiamo iniziato con l'ecologia, finiamo con l'ecologia, ovvero abbiamo bisogno di più costruzioni green, più costruzioni ecosostenibili e soprattutto meno corruzione, e iniziare a tassare quelle aziende, quelle industrie che inquinano, e farlo per davvero. Magari anche, non so, penso alla situazione italiana che c'è tanta corruzione, quindi non vogliamo più corruzione, vogliamo più azione, ecco. Grazie. Grazie. No, io ho preso appunti mentre le studentesse parlavano, hanno detto delle cose molto interessanti e possiamo riflettere bene su questi temi. Un po' in ordine sparso. Lasciatemi partire dal discorso della propaganda europeista, perché è un tema che è stato evidenziato anche dagli studenti di Gemona. Se poi dopo riusciranno a intervenire sarà ancora più interessante. Propaganda europeista nel senso di educazione alla cittadinanza europea, una migliore comprensione dell'Unione. Allora, questi sono temi essenziali per promuovere un dibattito informato e un dibattito critico sull'Unione Europea. Per dibattere bisogna informarsi, giustamente. Bisogna informarsi, bisogna anche un po' fare lo slalom, districarsi tra messaggi populisti, disinformazione, fatti alternativi, fake news, eccetera. Quindi bisogna anche avere gli strumenti per verificare le informazioni, per sviluppare una capacità di pensiero critico, per sviluppare una consapevolezza europea, quindi conoscere il funzionamento dell'Unione, quello che stanno facendo le scuole in questi anni, secondo me è eccezionale. Faccio il confronto con i miei tempi, quando ero io alle superiori, il mondo si è rovesciato da questo punto di vista. Noi non avevamo mai discusso con i nostri docenti di Unione Europea, lo racconto sempre quando faccio gli incontri con le scuole. Alla maturità, la mia prima prova, il tema, una delle tracce era sull'Unione Europea, sull'integrazione europea, e io l'ho scartata immediatamente perché non sapevo nulla di questi temi, non avrei saputo dire nulla. E passati un po' di anni adesso insegno diritto dell'Unione Europea, quindi il mondo è strano, no? Però
Invidio questi studenti perché avrei voluto avere io questo tipo di possibilità di confronto con i miei docenti su questi temi. Quindi sviluppare una consapevolezza europea va benissimo, sviluppare una consapevolezza globale, conoscenza delle culture europee, non europee, per superare i pregiudizi, gli stereotipi, eccetera. Giustissimo. Una consapevolezza storica, conoscere la storia del proprio paese e la storia dell'Europa. Le storie dei singoli stati non sono state in passato un elemento di divisione e adesso devono diventare un elemento di coesione. Dobbiamo trovare una sintesi, trovare il minimo comune denominatore, costruire il progetto europeo su quello e portare avanti i valori che condividiamo. Cosa possiamo chiedere allora all'Europa? Se dobbiamo avanzare delle proposte, no? Come ci diceva la dottoressa Catalini, avanziamo delle proposte. Allora, chiediamo una campagna informativa mirata, seria e coordinata da parte dell'Unione Europea sull'Unione Europea, che non sia una campagna autoreferenziale, ma sia una campagna di vera informazione, anche di autocritica a volte. Dobbiamo smentire la disinformazione sull'Unione Europea, dobbiamo contrastare la narrativa secondo cui l'europeismo è la negazione dell'identità nazionale. Le identità nazionali convivono all'interno dell'Unione Europea, non sono neutralizzate dall'Unione Europea. Non dobbiamo cancellare l'identità locale per guadagnarci un'identità comune, un'identità europea. Quindi bisogna assolutamente promuovere l'informazione sull'Europa anche attraverso l'Europa, non solo attraverso le iniziative degli istituti di formazione secondaria, dell'università, eccetera. E in questo contesto di maggiore informazione, maggiore conoscenza e consapevolezza di ciò che ci sta intorno, secondo me un ruolo centrale è giocato dal programma Erasmus+, che non è solo il programma dell'Unione Europea che consente di studiare all'estero, ma è anche un programma di volontariato all'estero. Ed è un programma che giustamente è stato rafforzato dal punto di vista del budget dall'Unione Europea per i prossimi 7 anni. L'Erasmus promuove la comprensione interculturale e la conoscenza reciproca, non solo migliora l'occupazione giovanile di domani, contribuisce a costruire un'Unione Europea. E allora, seconda proposta su questo tema, forse dovremmo chiedere all'Unione Europea di ampliare il programma Erasmus per inglobare un numero maggiore di studenti, soprattutto studenti a questo punto delle scuole superiori, penso a ragazzi di 16, 17, 18 anni, invogliandoli, incentivandoli a trascorrere un trimestre, un bimestre, qualche periodo di tempo di studio, di volontariato in un altro Stato membro, magari selezionando gli studenti sulla base di un punteggio ottenuto in una prova di conoscenza sulla storia europea che diventa materia di insegnamento obbligatorio a scuola. Quindi chiudiamo il cerchio in questo modo. E queste, diciamo, le note liete, quello che dovrebbe essere bello fare e potrebbe essere bello che l'Unione Europea facesse. Sostenibilità ecologica. Giustissimo il presupposto del ragionamento delle vostre studentesse. Diciamo, il nuovo Green Deal, la nuova politica di sviluppo verde, ecologico dell'Europa è al centro del budget per i prossimi 7 anni, al centro del progetto Next Generation EU, uno stanziamento di fondi mai visto prima. Però quello che mi domando io, che chiedo anche quindi ai vostri studenti, esiste veramente un concetto di sviluppo sostenibile e green, uno sviluppo verde, oppure se vogliamo essere più sostenibili dobbiamo frenare lo sviluppo? Cioè c'è margine per più progresso ovunque nel mondo senza comunque andare incontro a un consumo ingestibile delle nostre risorse? Questo mi domando. Bisogna promuovere le energie pulite, bisogna promuovere il trasporto sostenibile. Perfetto, benissimo. Più mezzi elettrici, quindi. Più mezzi elettrici significano più batterie. Più batterie significa maggiore estrazione di litio significa più miniere è il contrario di ridurre l'impatto ambientale. Andiamo a sostituire semplicemente le miniere di carbone con le miniere di litio. Rischiamo di creare un circolo vizioso, quindi bene lo sviluppo sostenibile, però bisogna che i nostri governanti sviluppino meglio una strategia più precisa, perché rischiamo
di fare tanto senza ottenere un grosso riscontro. Quanto posso andare avanti ancora? Qui ci sono tanti altri temi. Allora, l'Unione Europea ha scarsissimi poteri su questo tema. Chi si può sposare, come, quando, chi può adottare, chi può ricorrere a strumenti, tecniche di procreazione assistita è deciso dagli Stati membri. Quello che può fare l'Unione Europea è garantire a coppie di coniugi omosessuali o a genitori di figli avuti attraverso adozioni all'estero o attraverso procreazione assistita all'estero di vedersi riconosciuto nel loro status di coniugi o di genitori e figli in tutti gli Stati membri. Questa è l'unica cosa che può veramente fare l'Unione Europea. Non può obbligare gli Stati a cambiare il loro diritto nazionale di famiglia per introdurre questo nuovo tipo, queste nuove forme di famiglia. E quindi diciamo che le mani sono piuttosto legate su questo punto. Sono d'accordo che sarebbe bello se potesse, diciamo così, ottenere un maggiore riconoscimento a questo tipo di famiglie, però l'Unione Europea ha dei poteri veramente limitati, perché sono quelli che le sono stati conferiti dagli Stati membri, non perché ci sia una mancanza di volontà. Ecco. No, stavamo pensando, non c'è nessuna possibilità per l'Europa di fare leggi univoche per tutto il territorio europeo, cioè perché ok che è lo Stato che deve decidere per certe situazioni, però dato che sono situazioni umanitarie, cioè non c'è da discutere su certe situazioni, perché non è l'Europa stessa a fare un passo avanti e magari rendere tutto uguale per tutto il territorio? Cioè non vogliamo più discriminazioni, non vogliamo più situazioni di disuguaglianza. Cioè vogliamo sentirci a nostro agio, voglio dire. Non so, la butto lì. Posso? Prego, vai. Ok, allora, per non darvi una risposta insoddisfacente come la prima che vi ho dato, evidentemente, ampliamo un po' il ventaglio dell'analisi. Uguaglianza, non discriminazione sono elementi fondamentali del progetto europeo. L'Unione Europea ha intensificato progressivamente gli sforzi legislativi e politici non solo per promuovere la parità, ma anche per combattere attivamente tutte le discriminazioni fondate sul sesso, sull'origine etnica, sull'origine razziale, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, sull'età, sulla religione, eccetera. Quindi sono stati compiuti importantissimi progressi. Questi sforzi non sono ancora terminati e devono essere, diciamo così, tutelati dal rischio di ulteriori battute di arresto. Faccio un esempio. È universalmente condivisa l'idea che l'epidemia di coronavirus abbia acuito le disuguaglianze esistenti tra donne e uomini, in ogni ambito, dalla salute all'economia, alla sicurezza, alla protezione sociale. Allora, dobbiamo chiedere alle istituzioni europee non di avviare una politica volta a lottare contro le discriminazioni, ma di continuare sul solco tracciato e di porre in essere nuovi meccanismi, nuove politiche, nuove azioni che mettano in discussione, direi, gli stereotipi e le discriminazioni strutturali, cioè quelle che sono endemiche alla società europea e alle società dei singoli stati. Ad esempio, tutti gli svantaggi che le donne devono sopportare rispetto al contesto lavorativo. Quindi la sottorappresentazione delle donne negli organi, diciamo così, di amministrazione delle società, la sottorappresentazione delle donne negli organi politici, parlamenti, governi nazionali e locali, la disparità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda diciamo così, la cura della famiglia e quindi il discorso dei congedi genitoriali che per i padri non sono
sostenuti attraverso programmi di reinserimento lavorativo o di sostegno al reddito adeguati, e quindi tutto viene scaricato sulle madri. No? Bisogna lavorare in questo senso. Il discorso, ad esempio, delle quote rosa nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa era una cosa che era stata presa in considerazione dall'Unione Europea con una proposta della Commissione Europea nel 2012, una proposta che poi però è stata affossata nel Consiglio dell'Unione Europea, dove sono i governi degli Stati che decidono, no? Perché il Consiglio è il legislatore dell'Unione Europea insieme al Parlamento sulle proposte della Commissione. Quindi non basta che la Commissione voglia qualcosa, ci vuole che anche il Parlamento e il Consiglio siano d'accordo. Questo progetto è stato, dicevo così, bloccato per anni. Adesso la nuova Commissione Europea, la nuova Presidente Ursula von der Leyen ha detto no, questo progetto torna a essere al centro della nostra agenda, ritorna a essere una priorità della nostra strategia per l'uguaglianza di genere, e vediamo se riuscirò a costruire una maggioranza di governi all'interno del Consiglio per sbloccare questa proposta, e vediamo se ce la farà. Il discorso dei rapporti familiari, io sono d'accordissimo con quello che dite voi, però lì il problema è che l'Unione Europea, se agisce al di fuori delle sue competenze, lo può anche fare, ma il prodotto di questa azione è un prodotto illegittimo, nel senso che viene automaticamente annullato attraverso un ricorso alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia non può ignorare il fatto che l'Unione Europea abbia agito al di fuori delle sue competenze, anche se ne condividesse per assurdo il contenuto. Allora, se vogliamo una maggiore ingerenza dell'Unione Europea sulle questioni sostanziali del diritto di famiglia, e quindi non sulla circolazione delle famiglie, ma su cosa può essere famiglia in ogni Stato, bisogna rimettere in mano ai trattati, cioè bisogna dare una nuova competenza, un nuovo potere all'Unione Europea. E per farlo occorre che tutti e 27 Stati siano d'accordo, perché i trattati si modificano solo con l'unanimità degli Stati membri. Adesso, guardando un po' i governi che ci sono in giro per l'Europa, soprattutto in una certa parte di Europa, Polonia, Ungheria, ma anche Romania, Repubblica Ceca, ecco, mettiamoci il cuore in pace, che finché non cambia la situazione dentro quei paesi, non cambierà neanche la situazione dentro l'Unione Europea. Io ribadisco, anche riprendendo in realtà anche una sollecitazione un po' critica, ma di quella critica positiva che è necessaria forse anche all'Unione Europea. Allora, voi ragazze ci dite, sarebbe necessario avere delle leggi comuni. Allora, a parte il termine leggi che, insomma, Francesco De Anna potrebbe approfondire e sviluppare nelle sue diverse accezioni, ma chiamiamole genericamente regole che valgono per tutti. Il problema è quello relativo alle competenze, come diceva Francesco De Anna poco fa, che l'Unione Europea ha. Queste competenze gliele danno gli Stati, quindi se gli Stati non danno le competenze all'Unione Europea purtroppo non può, come è stato già ricordato, esercitare queste competenze. E adesso io, prima di passare nuovamente la parola a voi del Percoto, raccolgo una sollecitazione che mi è arrivata e la giro prima di tutto a Francesco De Anna. Ma non sarà mica che il problema dell'Unione Europea è che è fatta dagli Stati? Domanda che giro subito a degli Stati nazionalisti, ontologicamente non superiorem riconoscentes, che pure Stati profondamente in crisi che, come si è visto in particolare in occasione della pandemia, hanno bisogno di un livello più alto e più esteso di intervento, soprattutto per alcune cose. Allora, è un po' una matriosca, nel senso, l'Unione Europea è fatta dagli Stati, necessariamente, non può essere altrimenti. Gli Stati sono fatti, diciamo così, sono animati dai governi nazionali. I governi nazionali sono sostenuti dai parlamenti. I parlamenti li fanno i cittadini. Adesso, non per scaricare la colpa sui cittadini e dire avete sbagliato quando siete andati alle urne, guardate chi avete eletto, però
libera ovviamente la manifestazione della propria inclinazione politica, ci mancherebbe altro, altrimenti non saremmo l'Unione Europea, no? Se non promuovessimo questo valore. Dobbiamo far capire ai cittadini dei singoli Stati membri non come devono votare, non chi devono votare, ma devono capire che il voto a casa propria, partendo anche dalle autonomie locali che partecipano al processo di formazione degli atti di diritto dell'Unione Europea. Comunque le elezioni sul proprio territorio nazionale, locale o a livello centrale, poi influenzano in modo indiretto, attraverso tanti passaggi, va bene, ma influenzano comunque quello che poi viene deciso a Bruxelles, perché quando dico che il Consiglio affossa una proposta della Commissione, significa che l'organo, l'istituzione che rappresenta gli interessi dei governi, ha bocciato una proposta che è stata formulata nell'interesse dell'Unione Europea, perché il Consiglio tutela i governi, il Parlamento tutela i cittadini, la Commissione tutela l'Unione Europea in quanto tale. E quindi alla fine tutto ci torna tutto indietro. Siamo responsabili veramente, anche più di quello che riusciamo a percepire, delle decisioni che vengono prese nell'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha raggiunto un certo livello di democrazia, diretta o indiretta. Noi eleggiamo il Parlamento e il Parlamento legifera, ma noi eleggiamo i nostri governi per il tramite dei parlamenti nazionali e i governi poi possono smentire quello che è stato deciso dal Parlamento o dalla Commissione Europea. È un gioco di equilibri che non si può, secondo me, modificare in modo sostanziale, ma è anche una forma di garanzia a un certo punto, solo che dipende poi da chi sono i governi. Capita quello che capita, ma in realtà capita quello che decidiamo noi cittadini che capiti. E qui torna il discorso dell'informazione, no? Cioè sapere come funziona l'Unione Europea e perché certe cose si bloccano. Perché ogni tanto l'Unione Europea imbocca il vicolo cieco e si va a schiantare contro il muro. Perché ci sono tutte queste complessissime regole che devono però esserci, perché è tutto un sottilissimo gioco di equilibri l'Unione Europea, un bilanciamento costante. Dicevo, nel rispetto di questi equilibri, dove dovremmo intervenire per rendere più efficace il funzionamento dell'Unione Europea e quindi appunto permettere all'Unione Europea di essere più unione, più europea, più efficace a vantaggio di tutti i cittadini? Sempre a Francesco De Anna ovviamente la domanda, nel frattempo che speravo che non fosse per me. Si può andare a incidere sui sistemi di votazione. All'inizio dell'esperienza comunitaria, quindi anni 50 e 60, si decideva tutto all'unanimità, per forza, eravamo in 6, era anche abbastanza facile, 6 coesi, uniformi, omogenei come atteggiamento europeista, eccetera. Adesso siamo diventati 27, siamo stati anche 28, quindi le logiche sono necessariamente cambiate, si è passati dalla logica dell'unanimità verso sempre più la logica della maggioranza. Ci sono comunque delle nicchie di diritto dell'Unione Europea, di politica dell'Unione Europea, dove l'unanimità rimane. Noi ci lamentiamo del fatto che la Polonia e l'Ungheria possano ancora, in maniera pressoché indisturbata, portare avanti le loro politiche contrarie ai valori fondamentali dell'Unione Europea senza subire delle conseguenze rilevanti. Nonostante l'Unione Europea abbia a disposizione quella che è stata definita l'opzione nucleare, no? L'articolo 7 del Trattato sull'Unione, che può escludere uno Stato membro che viola costantemente e gravemente i diritti, i valori fondamentali dell'Unione, dal processo decisionale dell'Unione stessa. Quindi ti sei comportato in questo modo, stai un attimo in panchina, noi decidiamo senza di te ma anche per te, quindi le nostre decisioni poi varranno anche nei tuoi confronti. Ma lì vale la regola dell'unanimità. Gli altri 26 stati devono essere d'accordo sulla sospensione di questo diritto di voto a carico dello Stato gravemente inadempiente. Ma la situazione attuale non consente di raggiungere questa unanimità, perché la Polonia ha detto che non voterà mai contro l'Ungheria, l'Ungheria ha detto che non voterà mai contro la Polonia. Allora, modifichiamo l'articolo 7 e togliamo l'unanimità da questa regola? Benissimo.
per modificare l'articolo 7 ci vuole l'unanimità, perché è una norma scritta nei trattati e quindi ci si morde la coda, il classico cane che si morde la coda. Ci sono nuovi strumenti dove è sufficiente la maggioranza, approvato a dicembre dell'anno scorso, il nuovo regolamento che blocca l'accesso ai fondi del budget europeo a quegli stati che commettono questo tipo di violazioni dei valori fondamentali. Perfetto. Proposta allora, la dottoressa Catalini se la può segnare, la proposta è l'Unione Europea, la Commissione Europea attivi immediatamente questo nuovo regolamento per bloccare a Ungheria e Polonia l'accesso al budget, che vuol dire accesso al Next Generation EU. Quindi gli tagli, diciamo così, questo afflusso di un enorme afflusso di milioni di euro che serve per ripartire, magari ripensano ad alcune delle loro scelte, forse o forse no, o magari si esaspera ancora di più la situazione, avremo altre situazioni tipo Brexit, non lo so, però bisogna dare un segnale, cioè bisogna prendere una posizione forte, altrimenti si sta lì a guardare, quando dico sì intendo l'Unione Europea, sta lì a guardare, minaccia di intraprendere delle azioni, poi non lo fa, o lo fa in modo poco efficace, e il valore dissuasivo dove va a finire? Lo perdiamo per strada. Quindi passare dall'unanimità alla maggioranza il più possibile snellisce i processi decisionali e quindi rende più agile l'Unione Europea, però bisogna cambiare le regole. Bene, grazie Francesco De Anna per questa precisazione. Io passerei subito la palla nel campo del liceo Percoto per chiedere se c'è ancora qualche osservazione rispetto a quanto è stato detto finora. Allora, vieni Giovanni? No, ci sono alcuni ragazzi, però il problema è che naturalmente non tutti erano preparati a parlare, quelli che sono qui con me, e quindi così ci sono un po' di difficoltà nel farli parlare. Sì, ci sono un pochino, comunque ci sono anche dei ragazzi che vedono degli aspetti critici, insomma, nell'Unione Europea e soprattutto nelle possibilità appunto di intervenire in modo efficace. Il fatto che le competenze nazionali comunque permangano e siano effettivamente assai ampie in questo momento è un ostacolo che dovremmo in qualche modo superare. Il problema è come, perché naturalmente si innesca una sorta di reticenza, no? Da parte dei singoli stati membri a cedere quote, per così dire, no? Di competenza e quindi di potere in definitiva. E i ragazzi sentono moltissimo questo problema, però non riescono ad afferrare il senso di questa impasse in cui ci troviamo, cioè non capiscono come mai tutti dicano che l'Unione Europea dovrebbe fare di più e meglio e poi in realtà ci sia una sorta di immobilismo che risulta appunto da una impossibilità di agire nel concreto. Cioè loro non capiscono questo scarto, questo problema che sembra insuperabile, cioè tutti riconoscono che bisognerebbe appunto agire in modo diverso, essere efficaci, e poi in realtà nessuno poi procede in questa direzione quando si tratta di decidere effettivamente. Cioè dove sta l'errore? Dove si colloca l'imperfezione che andrebbe cambiata, migliorata, sanata? Questo è un pochino il problema, perché l'aspetto appunto delle norme nel loro insieme, tutto questo insieme, anche la nomenclatura è difficile per loro, proprio come si chiamano queste norme, che nome dare loro e che gerarchia c'è tra queste norme, è un aspetto gran parte sconosciuto e difficile da gestire per loro, per cui sembra il tutto si traduce in una forma finale di vabbè, tanto l'Europa non riuscirà mai a fare nulla a questo punto, cioè una forma di scetticismo, una forma di disamore, potremmo addirittura dire, per questi argomenti, e poi l'Europa insomma in quanto tale, ecco, l'Unione Europea in quanto tale. Questo è un pochino quello che capto, anche così parlando adesso con gli altri ragazzini più piccoli.
grandi. I più piccoli francamente non riesco a farli venire perché appunto non sono preparati e sono un po' timorosi. I più grandi hanno problemi di scarto, insomma temporale, e non riescono ad entrare in chat. Penso che sia la stessa cosa per i ragazzi di Gemona. Questo lo dico, è una questione tecnica, però giusto per così, insomma, per informazione. Allora, io a questo punto mi trasformerò io in allievo dell'ISIS Magrini Marchetti e quindi inizio a presentarvi quello che era uno dei documenti, in particolare firmato, io qui ho i cognomi, da Job, Panato, Martinis e Cacitti. Il primo aspetto, prima riflessione generale sulla situazione attuale, è quello del problema della disinformazione, in particolare una disinformazione che i ragazzi sentono come particolarmente pesante nei loro confronti. Dicono: è impensabile che nella società in cui viviamo e operiamo ci sia così tanta disinformazione nei nostri confronti sulla politica in generale, in particolare sull'Unione Europea, su come funziona, sulle sue istituzioni, su quello che fa, che decide, che può fare o che non può fare. Quindi questo bisogno di informazione che direi che possiamo ribadire ulteriormente. Nel frattempo, rispondendo anche a un messaggio in chat, io proporrei, per giungere, prima di giungere alla conclusione, di dare una letta a questi, in estrema sintesi, ai 3 documenti dei 3 gruppi del Magrini Marchetti, passare velocemente ancora la voce e il collegamento al Percoto, se c'è anche qualche altra ragazza, qualche altro ragazzo che ha qualcosa da dire, e giungere poi alle conclusioni con Francesco De Anna, se siete d'accordo. Va bene? Allora, procedo dando lettura di un'altra sollecitazione, un'altra suggestione che arriva da Gemona, sempre da parte di questo gruppo, cioè il bisogno d'Europa, che è emerso, lo dicevamo già prima, per esempio in maniera particolarmente significativa nei confronti dell'emergenza pandemia e della crisi sanitaria globale, che appunto ci hanno fatto capire una volta di più quanto sia complicato un dialogo e una concertazione tra soggetti differenti. Da una parte è emerso il bisogno d'Europa, è emersa anche la difficoltà dell'Europa a intervenire in questo settore, credo che sarà d'accordo con me Francesco De Anna, in cui purtroppo l'Unione Europea non ha competenze, ma è riuscita comunque ad acquisire delle competenze operative sul campo in base a quelle che in realtà potevano essere le sue competenze formali e sostanziali per ciò che attiene non solo alla circolazione delle persone o la regolamentazione di carattere economico, e anche la scelta per certi versi innovativa. Ne parlavamo in occasione di un precedente progetto di preparazione alla conferenza sul futuro per l'Europa, il progetto Europa quale futuro, che aveva visto lavorare assieme e il CDE dell'Università di Udine e quello dell'Università di Trieste, oltre ovviamente alla collaborazione con la cooperativa Informazione Friulana, che è la società editrice di Radio Onde Furlane, e il sostegno della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ecco, in quell'occasione si è vista da una parte l'Unione Europea che non ha competenze, la necessità che l'Unione Europea abbia delle competenze, le difficoltà e per certi versi comunque la capacità anche operativa dell'Unione Europea di rispondere a determinate sollecitazioni. Poi c'è la questione dei vaccini, su cui in realtà credo che una parte e su questo magari ci dirà qualcosa Francesco De Anna dopo, se vuole, una parte del ruolo l'ha avuto anche l'informazione o forse la disinformazione. Insomma, anche in questo caso
i vaccini l'Unione Europea ha potuto fare con quelle che erano le sue competenze, e che poi qualche Stato abbia fatto in un'altra maniera o che non abbia ricevuto tutti i vaccini necessari, si dice qui nel documento dei ragazzi di Gemona, beh, questo forse più che dipendere dalla centralizzazione europea, dipende forse anche da qualche comportamento un po', diciamo, troppo business oriented da parte forse delle case farmaceutiche, che l'Unione Europea forse non è riuscita a gestire del tutto. Per concludere la trattazione di del lavoro di questo gruppo, abbiamo poi l'importanza del programma Erasmus+. Lo ricordava Francesco De Anna prima, ne hanno consapevolezza anche i nostri ragazzi. Il secondo gruppo di Gemona, i cui portavoce sono tutti Piazza Bianco e Forgiarini, ci segnala appunto come l'Europa appaia frammentata, forse per la pluralità delle culture, delle identità, delle appartenenze, ma forse soprattutto per il peso degli stati nazionali, che in qualche maniera, forse anche in un periodo in cui sono più in difficoltà, vogliono affermare le proprie prerogative, e come stati e come nazioni, anche dal punto di vista della dimensione identitaria, usata spesso anche in senso molto propagandistico, talvolta anche sviluppando un antagonismo nei confronti degli altri europei basato su vecchi pregiudizi, ci dicono i ragazzi di Gemona. C'è poi una questione, il rapporto dell'Unione Europea con le religioni e anche con la diversità religiosa e con l'immigrazione. Insomma, mi arriva un messaggio da parte del secondo gruppo di esortazione all'Unione Europea di essere sempre di più unita nella diversità. Per quanto riguarda poi la questione dei diversi orientamenti sessuali, anche un tema già tra l'altro segnalato dalle ragazze del Percoto viene ripreso anche in questo caso. Diritto di famiglia europeo, diritti di famiglie, e questo è un tema veramente di grande attualità, su cui tra l'altro spesso anche si fa parecchia confusione, ma sembra che anche in questo caso, anche a Gemona, le idee siano piuttosto chiare, forse più chiare che in altri ambiti, con cittadini in teoria adulti e per questo si direbbe consapevoli. Per giungere poi a un altro tema, diritti, partecipazione e parità uomo-donna, anche un altro tema che aveva già ripreso Francesco De Anna prima. Passo per arrivare alla conclusione di questo frammento, anche perché siamo ormai prossimi alla conclusione di tutto il nostro incontro, che è stato un po' un incontro fatto sulle montagne russe di Teams, ma che insomma cerchiamo di portare al termine con successo in ogni caso. Qua il terzo gruppo di Gemona ci pone interessanti questioni inerenti al rapporto tra l'Unione Europea e il resto del mondo, che è anche uno dei temi su cui la conferenza sul futuro dell'Europa sollecita suggestioni e proposte. Il gruppo che ha come rappresentanti Fabbro Fabbris, Carnielutti e Carnielutti ci dice: l'Unione Europea nel conflitto tra Israele e Palestina fa fatica a trovare posizioni comuni, anzi, mi verrebbe quasi da dire che fa fatica a trovare delle posizioni. In realtà ci sono degli stati che hanno una posizione esplicitamente
filo-israeliana, ci osservano i ragazzi di Gemona, e l'Unione Europea, lo si è visto poche settimane fa, non ha saputo esprimere, a differenza di come forse in passato, con meno competenze ancora in politica estera, riusciva a fare, perché bene o male tutti gli stati riuscivano a convergere su una posizione di un certo equilibrio. Andiamo avanti, il tema dell'Unione Europea nei confronti degli Stati Uniti. Anche qui cambierà qualcosa con la nuova presidenza Biden, visto che la presidenza Trump aveva scelto una politica isolazionista, e d'altro canto forse l'Unione Europea non avrebbe bisogno forse di affrancarsi da una certa dipendenza figlia della vecchia guerra fredda dagli Stati Uniti. Queste sono, avere una sua effettiva politica internazionale. Lo stesso vale per rapporti con la Cina e con l'India. E poi il tema della Brexit. Il tema della Brexit, scrivono i ragazzi di Gemona, in parte è un momento di verità. Il Regno Unito non si è mai completamente integrato all'interno dell'Unione Europea, è stato un elemento di freno in molte occasioni. D'altro canto però c'è il dispiacere che non si veda, non ci sia più il Regno Unito, e che per andare a Londra adesso sarà più difficile, insomma, anche dal punto di vista meramente operativo. Arriviamo all'ultimo punto e ci scrivono: noi in quanto friulani pensiamo che l'Unione Europea garantisce solo a parole la diversità tra i popoli, sacrificando e non sostenendo veramente diritto, identità, diritti linguistici, e anche l'autogoverno territoriale. In effetti, se uno pensa alla finora disavventura dell'iniziativa dei cittadini europei Minority Safe Pack, dedicato alla tutela delle minoranze, che purtroppo la Commissione non ha accolto, nonostante le firme raccolte del suo sostegno, sembrerebbe che i ragazzi abbiano qualche ragione segnalando questo aspetto. Un attimo la faccio parlare le ragazze del Percoto. Lo so che adesso forse sono pronte a andare fuori da scuola, se volete faccio un attimo. Chiudiamo vi metto in linea. Ecco qua. Giulia, prego. Noi siamo per la legalizzazione della prostituzione, poiché crediamo fermamente che al giorno d'oggi la prostituzione sia un modo per sopravvivere, per le persone meno fortunate dal punto di vista lavorativo. Dicono che non sento. No, vi sentiamo. Andate avanti tranquilli. Andate avanti. Nonostante questo possa sembrare soltanto quasi una via d'uscita per le persone che hanno dei problemi dal punto di vista economico, crediamo anche che ci sono delle persone che proprio vogliono fare questo lavoro in modo, tra virgolette, consenziente e professionale, anziché soltanto, visto che nell'immaginario italiano o comunque europeo e mondiale è un lavoro di poco conto, un lavoro non dignitoso. Bisognerebbe ampliare la propria veduta su queste cose, anche perché potrebbe essere un lavoro come un altro. Intervengo un attimo, nel senso che in realtà non è il regime della prostituzione uguale in tutta l'Unione Europea, però in effetti ci sono stati come il nostro che appunto considerano questa pratica una forma di sfruttamento e di avvilimento della persona, in particolare delle donne. Da lì nasce la famosa legge Merlin, insomma, no? Francesco De Anna. Però appunto questo è un tema che che unisce, come si dice, una logica che mette un po' in contraddizione, in contrapposizione temi etici e temi, diciamo così, quasi laicamente utilitaristici, e sono forse diverse le questioni di questo genere. Avete ancora altre osservazioni, ragazze?
sempre su questo tema qua, sì, perché ci sono anche un modo per difendere, soprattutto vista la grande disparità tra uomo e donna. Ci potrebbero essere meno violenze, soprattutto nei confronti delle donne e di minori. E infine potrebbe sorgere il problema delle malattie sessualmente trasmissibili, ma questo potrebbe anche, magari facendo dei test prima o cose del genere, o comunque usando dei metodi. Il discorso è chiaro e articolato, qui c'è così come, non so, rispetto alle droghe uno dice la legalizzazione e riduzione del danno, anche in questo caso è controllo e riduzione per esempio di quelle che possono essere le situazioni di schiavitù, perché in una prostituzione non legale questo avviene, e magari anche sul discorso sanitario. Sostanzialmente sempre legato a questo punto appunto alla disparità tra uomo e donna, le possibilità appunto di lavoro e senza discriminazioni, appunto per quanto riguarda anche il discorso anche gravidanze, che le donne vengono spesso, ecco... Diciamo, la libertà di lavoro è una libertà di scugni, per esempio, non... È marginale, ecco. No? E appunto sono punti in cui noi siamo appunto penalizzate e appunto mancano soprattutto anche sostegni e appunto quant'altro. Bene, se siete a posto, io rilancio la palla direttamente nel campo di Francesco De Anna per riuscire a distillare in termini di riflessioni e di proposte per la conferenza sul futuro dell'Europa, ricordando che avremo altri 2 webinar, stiamo definendo adesso gli orari, il 10 di giugno, in cui si parlerà di Europa dei diritti. Avremo alcuni colleghi di Francesco De Anna, alcune colleghe precisamente di Francesco De Anna, che affronteranno probabilmente anche alcuni degli aspetti che sono già stati lanciati dalle proposte vostre del Liceo Percoto e anche dell'Istituto Magrini e Marchetti. E poi il 24 invece avremo un terzo webinar in cui parleremo con rappresentanti del mondo dell'associazionismo per parlare proprio di cittadinanza europea, di cittadinanza attiva. La parola subito a Francesco De Anna. Ok, grazie. Cercherò di essere rapido, anche se non è proprio una delle mie caratteristiche più forti. Comunque, proviamoci. Il discorso delle competenze e dell'immobilismo dell'Unione Europea, io, seppur in maniera appunto sintetica, quindi un po' brutale, lo risolverei così. Non è esattamente vero che gli Stati membri hanno delle competenze nazionali ampie. Le competenze dell'Unione Europea sono molto ampie. Le competenze che gli Stati membri hanno trattenuto sotto la loro sovranità sono quelle strategiche, però. Sono quelle più politicamente sensibili, sono quelle più delicate e sono quelle che purtroppo riguardano più direttamente i grandi problemi della nostra società. Il discorso del diritto di famiglia e quindi dei diritti delle persone LGBT, competenza dello Stato. Il discorso dell'indipendentismo regionale, quindi a tutela delle minoranze, il caso della Catalogna. L'Unione Europea cosa poteva fare rispetto alla situazione della Catalogna? Dove ci sono degli stati che temono che sostenere l'indipendenza della Catalogna sia poi la scintilla che fa accendere una miccia che porterà a un effetto a catena di altre secessioni. Penso alla Corsica con la Francia, penso, una volta si parlava della secessione della Lombardia dall'Italia, no? Quando la Lega Nord era la Lega Nord e non la Lega di adesso. Le Fiandre rispetto al Belgio, quindi lì la paura è degli Stati membri che si inneschi un effetto a valanga e quindi la partita viene chiusa sul nascere. La violenza sulle donne.
c'è una convenzione, la Convenzione di Istanbul del 2011, l'Unione Europea non riesce a ratificare pienamente questa convenzione perché ci sono degli Stati membri dell'Unione Europea che si oppongono in seno al Consiglio dell'Unione e quindi non consentono all'Unione Europea di ratificare, di assumere quella decisione che serve per ratificare la Convenzione stessa. La questione migrazione, l'Unione Europea ha delle competenze, ma sono delle competenze limitate, circoscritte. Fa quello che può fare perché gli Stati si sono trattenuti la maggior parte, diciamo, dei poteri nel gestire questo tipo di fenomeno. Poi cos'altro? La questione vaccini. A me dispiace leggere, vedere una percezione negativa da parte degli studenti su come è stata gestita la questione vaccini Covid-19, perché secondo me l'Unione Europea ha fatto qualcosa di straordinario con i pochi strumenti a disposizione e con tanta fantasia e con un bel po' di flessibilità. Se non ci fosse stata questa gestione comune della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione dei vaccini, ci saremmo scannati a vicenda e quindi avremmo assistito veramente lì a una prevaricazione degli stati più economicamente forti sugli stati più economicamente fragili. Non la Germania che acquista alcuni milioni di dosi in aggiunta a quelle che riceve dall'Unione Europea, ma lì veramente sarebbe stata una corsa al vaccino in cui pochi avrebbero vinto e tanti avrebbero perso. Quindi io ritengo molto significativa l'azione intrapresa dalla Commissione Europea. Certo, ci sono stati dei ritardi perché era una novità, perché i poteri sono limitati, perché l'Unione Europea è stata molto cauta nel concordare le condizioni contrattuali con le grandi case farmaceutiche, ma diciamo, l'alternativa sarebbe stata la guerra, probabilmente, la guerra al vaccino, non la guerra con le armi. Quindi in realtà non c'è un immobilismo vero da parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea fa tantissime cose, interviene in una quantità di settori della nostra vita che non ci rendiamo neanche conto di quanti essi siano. Quello che diventa più evidente, anche grazie a una certa, diciamo così, ricostruzione o narrazione, per usare un termine che va di moda adesso, da parte dei media, è che sui temi più politicamente sensibili gli stati la fanno ancora da padrona e allora lì vengono fuori gli attriti, le diversità di posizioni, acuite anche dal diffondersi di certi governi palesemente euroscettici. Quindi io non mi auspicherei neanche più Europa nel senso di più competenze, ma più conoscenza di quello che l'Europa sta facendo e più governi filo-europeisti che sostengano quello che l'Unione Europea può già fare adesso, anziché cercare di mettere i bastoni tra le ruote all'Europa anche rispetto a quello che potrebbe fare con le sue competenze, ma non riesce a fare per quelle nicchie in cui viene conservato il principio dell'unanimità di cui vi accennavo, insomma, poco fa. Quindi abbiate fiducia, si possono fare tante cose, bisogna però conoscere quello che l'Unione sta facendo perché tante cose sono già state fatte e tante altre arriveranno. Se continuiamo a crederci, ovviamente. Bene, grazie a Francesco De Anna che ci ha guidato, accompagnato, ha raccolto, ha distillato e ha rilanciato anche il lavoro fatto dalle ragazze e dai ragazzi del liceo Percoto e dell'Isis Magrini Marchetti. Ragazze e ragazzi del liceo Percoto che si sono trovati all'ultimo minuto ad occupare pienamente la scena come forse non era originariamente previsto e quindi li ringraziamo anche per questo e per il coraggio e la forza, anche supportati ovviamente dalla professoressa Claudia Malisano in questa operazione. Mi pare che proposte, ragionamenti ne siano emersi parecchi, quindi vuol dire se nel nostro piccolo con questa iniziativa, che vi ricordo comprende altri 2 webinar in programma il 10 e il 24 giugno e altre 4 trasmissioni su Radio Onde Furlane, quindi sui 90 MHz, in maggior parte del Friuli, sui 9200 in Carnia, in streaming su ondefurlane.eu/player alle 8:30 del mattino lunedì e poi in replica il martedì all'1:30 e il mercoledì alle 5:30 del pomeriggio. Questo per tutto il mese di giugno. Direi che
quello che emerge quest'oggi verrà ripreso e sviluppato proprio nella dimensione dei diritti, che mi pare Francesco De Anna, credo che sia d'accordo con me, sia stata una delle tematiche fondamentali emerse dalle suggestioni che sono giunte dai giovani cittadini dell'Europa del futuro. E poi anche della partecipazione civica, legata anche all'informazione, che mi pare l'altro tema fondamentale. Quindi probabilmente affinché l'Europa appunto cresca, poiché non può cadere dal cielo, è necessario che cresca anche l'informazione. E pertanto io ringrazio tutte quante e tutti quanti voi, ringrazio Daniela Catalini che ha fatto i salti mortali, un po' ci parlava della piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa, un po' controllava se i collegamenti funzionavano o meno, eccetera, eccetera. Un ringraziamento e un saluto a chi ci ha seguito e anche a chi ci seguirà rivedendo questo webinar poi riproposto sul canale Play Uniud di YouTube. Quindi Mandi e ogni ben, na svidenje, auf Wiedersehen, arrivederci.